Darei anche spazio ai nostri 291 auto, che sono 7, ma in realtà ne vedete solo 2 perché hanno licenziato gli altri 5. Allora, io intanto passerei, diciamo, da questo momento ilare, mi piace questa cosa, diciamo, al vostro cortometraggio. Però raccontate un po' chi siete, dove andate, un fiorino. Raccontate un po' invece questo album che uscirà ad ottobre. Sì, allora partiamo da un presupposto, qua si sta parlando di grandi nomi per il grande schermo. Bisogna dire che per chi come noi ha sempre lavorato nel mondo del cortometraggio cinematografico, questo è un po' un luogo d'oblio, insomma, in cui intanto il cortometraggio per sua vita è una vita brevissima. Noi abbiamo sempre fatto questo da quando siamo a Milano e ci siamo applicati proprio su questo formato. L'Italia è un cimitero di cortometraggi, cioè nel senso che il corto ha una vita brevissima di per sé, per cui nel momento in cui passa il tempo delle rassegne, dei festival insomma specializzati, un tempo c'erano dei programmi tipo la notte dei corti o robe così, c'erano anche i festival, i cortometraggi poi scompaiono nell'oblio, quindi con esso tutte le musiche che vengono create per questo tipo di formato. Quindi il fatto di essere usciti con questo long play, che è anche questa la musica di un cortometraggio, è già una cosa di per sé anomala, perché il mercato della musica per il cinema è un mercato per il formato lungometraggio. Sì, o per la serialità. Pur essendoci una storia incredibile legata al formato del cortometraggio dall'alba dei tempi, perché anche grandissimi registi si sono misurati col formato corto, medio esso che sia. Quindi insomma questa è una premessa importante per dire che quello che sembra una cosa che insomma oggi noi siamo molto contenti di questa pubblicazione che uscirà a ottobre con la Self di Vittorio Lombardoni, perché Vittorio, poi ne parlerà meglio Marco, si è interessato alle musiche, perché c'è anche da dire questo, un distributore che oggi si prende il tempo visionare un corto fuori da quello che è magari la serata della rassegna tal dei tali e sentirne le musiche. E oggi in questa epoca liquida in cui tutto è veloce, in cui magari il distributore di turno per il digitale manco si prende la briga di ascoltare quello che fai o di vedere il lavoro per cui tu hai suonato, è già di per sé una cosa bella, molto bella, per cui noi siamo debitori, siamo molto contenti di questa cosa. Scusami se ti interrompo, Luca. Sì. Mi è fatto in mente una cosa. Io invito il pubblico a ricordare che noi siamo in un mondo totalmente digitale, social. Usatelo bene, nel senso che, prendo un esempio, uno dei miei ex allievi ha fatto le musiche della legge di Lydia Poet, che è una serie TV che ha avuto grandissimo successo su Netflix. Il pubblico che ha scritto a Netflix, che ha scritto sui social, voleva che la colonna sonora di questa serie TV fosse pubblicata. Netflix normalmente non gliene frega assolutamente nulla, proprio il zero assoluto, e dopo un anno è uscita la colonna della legge di Lydia Poet, dopo un anno. Grazie a chi? A voi. Perché? Perché si sono lamentati che non c'era disponibile neanche in streaming la colonna sonora di questa serie TV. Quindi quando volete qualcosa, la desiderate, non vi fate scoraggiare dal fatto tanto chi ci ascolta, no, sui social e sui canali web vi ascoltano. Infatti dopo la seconda stagione la colonna sonora è uscita subito in streaming. Poi può succedere, come nel caso di C'è ancora domani, di Freaks Out, di altri film che hanno avuto un grande successo al botteghino, penso anche alla canzone, solo la canzone originale di Partenope di Valerio Piccolo, sono stati pubblicati anche i vinili e i CD. Però questo è sempre grazie al pubblico, quindi questa cosa fatela, non cercate di... Dimmi, vai. Mi capita di vedere molte serie televisive e ci sono delle musiche bellissime, guarda, veramente. Non esistono i dischi. Neanche online. Se tu hai la musica di Dexter, dove la vai a trovare? Non c'è, o di altre serie televisive, no? O ci sono le canzoni allora sì, magari mettono, esatto. Non è vero, in America li stampano. In America. Sì, Ma in Italia. ma no, l'ho cercati, non ci sta. No, li hanno stampati, alcune serie hanno stampati. Comunque sì, è un mondo, insomma. Sì, diciamo che quindi comunque il Trono di Spade, no, la colonna sonora del Trono di Spade sì, perché ha avuto un successo enorme. È uscita in America, si può trovare anche online, facilmente acquistabile, come anche Stranger Things e altre. Però fatelo, cioè è un gesto che non vi costa, sì. Invece di cazzeggiare di più a seguire stronzate, se vi interessa qualcosa nello specifico, giusto per dirla in maniera proprio schietta,
fate questa azione qui, perché è una cosa che vi interessa, se vi piace fatelo. Io mi sono ammazzato per una colonna sonora, volevo la colonna sonora di un film assolutamente, e anche ringrazio, aspetta che c'è un momento selfie, e ringrazio Stefano perché è una persona che ascolta molto quello che c'è in giro e sa quali sono i piaceri del pubblico e realizza poi questi ottimi lavori. Ma vedi, ci sono anche questi distributori molto Allora sì, Lombardoni diciamo che lungimiranti. come distributore indipendente si risale, sì. Ma doveva venire qua, purtroppo non c'era ha fatto tanti dischi di per colpa Morricone. dell'Atalanta, tra l'altro. Vabbè, stiamo a per colpa, no, per grazia dell'Atalanta. Sì, lui è di Bergamo, sì. Sì, vai. Scusate, allora, tanto che per noi è un onore sederci a questo tavolo, questa è la prima cosa che è doverosa dire. Allora, io volevo dire questo, che proprio la figura di Vittorio per noi è stata una figura molto particolare, perché noi come musicisti viviamo in un mondo completamente diverso dal loro. Infatti è un'emozione sentire quello che raccontano loro, perché diciamo che la realtà... La realtà poi pratica che ci troviamo ad affrontare è veramente diversa. Ad esempio, uno dei problemi secondo me oggi fondamentali rispetto a quello che dicevano, che le colonne sonore non passano, non si ricordano, perché non c'è praticamente neanche la possibilità di proporre nulla, no? Molto spesso quello che capita è che ti chiedono i sound alike, no? Cioè ti chiedono le cose fate, esatto, cioè sostanzialmente fatemi una musica che assomiglia a questo, fatemi una musica che assomiglia a quell'altro, e quindi in realtà anche la proposta o l'iniziativa creativa viene un po', diciamo, castrata in funzione del passato, perché noi ci troviamo di fronte a dei giganti, nel senso come le persone che abbiamo qui con noi, e che dovrebbero essere uno slancio, no? Creativo, e in realtà molto spesso, non ovviamente per colpa loro, ma per colpa delle produzioni, sostanzialmente ci impediscono di proporre dei contenuti nuovi. E questo è un grossissimo problema, perché ad esempio Vittorio Lombardoni che cosa che ha fatto? Che per primo, nella nostra esperienza, si è fermato ad ascoltare, perché oggi la gente non ascolta più, ma non è che non ascolta più il pubblico, è solo la parte di produzione che non ascolta più le proposte, perché si è un po' secolarizzato il tutto, e quindi sembra che le cose belle siano già state fatte, no? E non ci possono essere proposte nuove interessanti, e quindi in qualche modo chi fa musica oggi si trova in qualche modo limitato a dover o copiare qualcosa o... Ma secondo me il problema sono due i problemi. Uno che manca un po' di fantasia. Faccio un esempio. Quando uscì Profondo Rosso, da me venne un discografico che avevo il tempo di dire io vorrei una ritmica tipo Profondo Rosso e dei violini tipo Vivaldi, perché lui era un grossista di dischi e sapeva che Vivaldi è il musicista classico più venduto sul pianeta, pensate. È inventore del primo sequencer umano. Io dissi, Freddy era Freddy Naja, sei matto, ho detto io. Non avendo il tempo, chiamò il povero Giampiero Reverberi, uscirono da Veneziano. Quindi ci vuole un po' di fantasia, certo che il riferimento erano loro, la batteria loro e i violini di Vivaldi. Però questo aveva avuto un'idea, uno. Due, ultimamente, negli ultimi 10 anni lavoriamo con registi ignoranti, perché tante volte il regista, adesso ne dico una, suonando la dolce vita, scopri che il buon Fellini aveva dato a Ronnie una volta, dice mi piace questo pezzo, gli dite Louis Armstrong, è uguale, sono 4 o 6 battute identiche a Mackie Messer, fatto perché lui ha anni 20, quindi ventenni, 40. Tante volte i registi ti suggerivano come il Degheglio. Ovvio che Morricone non ha scritto il Degheglio, gli ha dato Sergio Leone e ha detto voglio una musica così, è quello che può fare. Quello è. Però tante volte dal riciclaggio di certi pezzi, dalla ricomposizione può nascere il pezzo. Perché se tu prendi a nome veneziano, prendi Cipriani e prendi Love Story di Francis Lay, che è un italiano che suonava la fisarmonica, questo qua, in Francia, alla fine sono simili, ma non sono uguali, questo è importante. Noi abbiamo fatto la colonna sonora di Sotto il vestito niente
è stato anche molto difficile da tirare lassù perché non c'era un master, quindi siamo riusciti dal film. Adesso con la tecnologia si riesce a staccare un po' di più la colonna sonora da un film, una volta era praticamente impossibile. E la colonna sonora di Pino Donaggio praticamente Vanzina voleva la stessa musica dei film di De Palma e quindi Pino Donaggio ha fatto le stesse... Però era Donaggio che faceva De Palma. Sì, però chiamare Donaggio che praticamente si imita se stesso per fare un'altra colonna sonora italiana di un De Palma italiano è stato anche quello molto Quello è interessante. già della norma, infatti. Sì, no, però dico che l'artista si autocelebra all'interno. Non ricordi quanti film ha fatto ritirando fuori vecchie partiture che mi scrive. Senza contare da quanto si ruba dalla musica classica, ne vogliamo parlare. Cioè, noi lo squalo, quella è la Sagra Primavera di Stravinsky. Ma tantissime Joe Williams c'è il tema di Harry Potter e Tchaikovsky. Ma Star Wars, grande, John Williams, il grande, tema del uno. cattivo è il Star brano Wars è Mars, sì. identico, proprio identico anche nella partitura. Il problema cioè, chi scrive la musica per il cinema, loro lo sanno benissimo, normalmente ti arriva il film montato, quando ti va di fortuna ti arriva senza musica, ogni tanto ci sono le musiche d'appoggio, gli americani li chiamano le temp track. Io ho degli amici che una volta dovevano fare un film, una specie di storia bromance molto moderna, una coppia romantica che aveva problemi con i genitori, una cosa un po' shakespeariana, e gli mettono le musiche d'appoggio di Zimmer del Gladiatore. Ok, va bene tutto, ma se mi metti Lisa Gerrard che mi fa Now We Are Free sul bacio e poi mi pretendi che io ti debba fare una cosa simile senza soldi, perché sai quante volte mi hanno i film con le musiche assurde, gli ho detto ma scusa, ma i soldi per farla dove stanno? Lo facciamo col computer, la Sinfonica di Berlino. Allora, intanto io volevo chiedere nuovamente finire il concetto anche a Luca e a Marco. Racconta un po' questo corto che è importante perché l'ho giusto annunciato. Per chiudere la parentesi, sì, perché stavo parlando appunto della complessità, ma noi stiamo parlando di cortometraggi, per cui si potrebbe aprire anche un discorso su video industriali, documentari di piccola ce n'è una marea. esatto, quindi tutto Diciamo quello che che oggi, non è il grande schermo. Oggi Okay. sappiate che il prodotto d'immagine più visto in assoluto, e questo sono felicissimo perché nasco da lì, in streaming è il documentario. Sì, soprattutto il documentario musicale. Ecco, vedi. È il prodotto più visto in assoluto in streaming, anche su Netflix, su Prime, proprio il documentario in generale. Poi nello specifico, se vai a calcolare i rapporti, biografie di musicisti, quello che ha avuto più viewers online, quindi più visualizzazioni, è stato quello di Pino Daniele. Tornando per allacciarci al discorso che stai facendo, chiaramente per la sua insita durata, il formato cortometraggio, chiaramente è anche difficile da proporre nei palinsesti delle piattaforme, per cui o fai un accorpamento di quelli che sono, diciamo, più cortometraggi, oppure diventa un po' più difficile. Comunque, per arrivare a questo corto, questo è un film che è stato girato a Napoli nella notte dello scudetto, si parla di uno straniero che vive a Napoli, quindi è un tema abbastanza legato al diritto di cittadinanza, insomma alle problematiche che oggi si hanno in questo momento storico per tutti coloro che sono qua in Italia e non hanno diciamo genitori italiani, ma che sono nati in Italia e quindi sono italiani a tutti gli effetti. La storia insomma ruota intorno a questo personaggio. Viene realizzato questo film, il film ha il suo decorso, noi facciamo la musica a Milano, poi Marco dirà due parole al volo, non voglio tirarla per le lunghe. Facciamo queste musiche, il film ha il suo decorso, vince una serie di riconoscimenti tra il pubblico, miglior montaggio, in giro per l'Italia, dopodiché il film scompare, come tutte le cose che abbiamo fatto nel tempo. Il twist arriva dopo perché con, appunto, come dicevo prima, Vittorio Lombardoni, che si è preso la briga di ascoltare, di appassionarsi a questa musica, diventa un disco. Per cui come far vivere il film, visto che questa è una colonna sonora di un film, per tutti coloro che questo film non l'hanno visto, perché se non ci sei nei circuiti, quelli festivalieri dove ci sono questi cortometraggi, dove li vedi? E quindi l'idea è quella di dare una seconda vita a questi prodotti. E questo è anche l'importante, cioè la memoria storica, per cui
il disco è anche la possibilità di, attraverso questo QR code, di poter far vedere e poter portare questo film a un'altra dimensione che non è più quella, diciamo, dei circuiti, per cui quella dove nasce e muore, si esaurisce questo tipo di formato, ma grazie a questi oggetti, perché ricordiamo, questi sono dischi, CD, bisogna fare i dischi, bisogna realizzare cose fisiche in quest'epoca in cui tutto si sta liquefacendo. È importante sempre specificare questa cosa, perché solo così noi lasciamo una testimonianza su questo pianeta, perché poi uno dice: ma perché fai i dischi? Ma già semplicemente perché stiamo lasciando una testimonianza sul pianeta Terra, perché un giorno, chissà, magari come nei film di fantascienza arrivano gli alieni, quelli più improbabili, no, una tempesta solare che brasa tutto quello che sai, un qualcosa di completamente imprevedibile, per cui tutto queste montagne di file, diciamo, a un certo punto, chissà, e queste cose qui rimangono. Non è un caso che infatti poi passo a Marco al volo, non è un caso che appunto su Voyager c'era, tra le cose per cui, uscendo fuori dall'interspazio, il satellite, c'era un disco, c'era comunque agganciandomi, la gente va educata anche al formato, certo, perché certo. La gente ovviamente va dove tira il vento, quindi se il formato streaming continua a essere pompato, perché poi, ragazzi, io ho scoperto una cosa allucinante su Spotify, che insomma i finanziamenti su Spotify andavano anche alle armi. Io ho scoperto questa cosa che è terrificante, cioè ci sono musicisti che parlano di ci sono musiche contro la guerra e questi con i soldi di Spotify fanno le armi. Tu sai che negli anni 70, in pieno trambusto politico, no? Tutti i cantautori di sinistra non lo sapevano, stavano con l'RCA. L'RCA era delle edizioni Paoline del Vaticano. Certo, hai capito? Allora c'era De Gregori, tutti popolo, e poi loro, era il Vaticano, erano i produttori. Dove c'è il denaro non gliene frega niente di che partito sei. Essere indipendenti ti permette di staccarci da un certo sistema, infatti lo sa Claudio che noi lavoriamo indipendentemente e abbiamo il nostro mercato e va, e un po' alla volta funziona, perché non è vero che bisogna sempre fidarsi della grande distribuzione e tutto, cioè un po', però ti permette di controllare quello che fai. Certo, assolutamente. Però ecco, devo dire una cosa, ecco, tutti questi dischi che io sto facendo, che sono distribuiti da lui all'estero, però adesso grazie alla Warner, perché io ho fatto un contratto con la Warner che ha preso il mio catalogo, perché stiamo parlando di cose famose, cioè Demoni, Profondo Rosso, Tenebre, Opera, Fenomena, così. Queste grosse case discografiche sono disposte a investire su cose che sanno che venderanno in tutto il mondo, così. Però purtroppo invece altre cose non si azzardano, questo è il caso perché di questi titoli questi sono dei cult, certo, esatto. Certo. Però ad Sì. esempio io nella mia etichetta ho una parte di musica indipendente, ma è giusto che tu lo faccia. C'ho Leggendari Pink Dots, c'ho Lydia Lunch, c'ho Young Gods, c'ho gruppi industriali, c'ho delle cose che non c'entrano niente, faccio musica anch'io, ma nel senso, per me va bene fare bella musica. Ma questo, certo, ma questo ripeto, è anche è un percorso per salvaguardare la memoria storica in queste cose importanti, anche per cose appunto che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di uscire fuori dalla contingenza. Però mi devi dire il titolo del disco del scusa, abbiamo parlato. Se sei fortunato, Vittorio è uno, lo conosco bene, non tutti danno questa possibilità che hai tu. Certo. Quindi il titolo del corto è il titolo Allora, il dell'album? titolo del corto è Kvara, adesso non è più del Napoli, però vabbè, quando ha vinto lo scudetto era uno diciamo che ci portò allo scudetto 3 anni fa. Kvara, una storia d'amore e pallone. Il disco si chiama Che Napoli, perché insomma sono anche parallelamente al discorso della musica, sono anche ultimi anni in cui il Napoli ci dà grosse soddisfazioni sul piano calcistico. Bene, 2 parole al Marco, volo da Marco che vai. Sì, allora faccio una piccola nota. Intanto la questione del vinile rispetto alla musica liquida, come si dice, ci dà l'opportunità di sederci di fronte per forza a un hi-fi e ascoltare le cose con un approccio molto diverso rispetto a un cellulare. La cosa drammatica è che oggi i ragazzi ascoltano la musica mentre fanno 1000 altre cose e non si concentrano mai sull'ascolto come azione
anche intellettuale di per sé, quindi questo è già anche un motivo valido per cui avere a casa un piatto e ascoltare la musica su vinile. Praticamente noi abbiamo scritto le musiche, tra l'altro con una totale libertà in questo senso, perché noi avevamo la storia, ma da parte dei registi ci hanno dato, come si può dire, carta bianca su cosa scrivere, e quindi abbiamo cercato di unire, diciamo, delle componenti mediterranee a componenti più etniche, data anche l'origine del protagonista, e un po' di elettronica e quant'altro, e però chiaramente la colonna sonora del cortometraggio durava intorno ai 10-15 minuti, quindi noi per fare il disco abbiamo in realtà inserito all'interno tutta una serie di altri brani che in alcuni casi erano delle proposte che erano state fatte per il cortometraggio, in altri casi dei brani che comunque avevamo scritto che potevano essere in qualche modo declinati su questo tipo di diciamo di arrangiamenti eccetera, e quindi siamo arrivati a fare questi 40 minuti di musica che sono andati su vinile, e speriamo che a fine ottobre esce. Chiaramente la cosa bella di questo, diciamo, di questo album è il fatto che comunque la musica ha una sua autonomia rispetto alle immagini, quindi, sicuro. Quindi può essere ascoltata anche con un approccio. Lo certifico, visto che ho scritto le linear notes, lo certifico. No, devo dire che mi è capitato in America di firmare, per esempio, ecco, una tetta proprio no, però ho firmato e poi l'anno dopo le si era fatta fare il tatuaggio sopra. Una c'aveva nel sedere Dario Argento, era finito nelle parti basse. Sì. Che prendere per il culo Dario Argento non è bello, però vabbè. Ci sono molti artisti, mi dicono, che non sono così tanto disponibili delle volte, no? Ci sono degli artisti altezzosi delle volte, mi dicono tu sei molto disponibile, cioè nessuno ha capito che noi dobbiamo tutto a voi, senza il pubblico noi non avremo un'esistenza, quindi non è una sviolinata, ma è vero. Allora, ci tengo a dire questa cosa qui, ora, anzi Luca, dammi tu l'assist. Io l'assist. Vai, spara. Va bene, parlavamo di Warner, ma Warner allora, non è solo... Parliamo sì. di Warner, ma Warner non è solo Demoni certo. e Profondo Rosso, che vi ricordo, 50 Profondo Rosso, 40 Demoni, ve li potete giocare all'otto. E vai. Allora parto sempre un po', sono velocissimo abbiamo 5 perché minuti, abbiamo poco vai. tempo, parto sempre alla lontana. Noi chiaramente siamo in due, quindi salutiamo tutti gli altri colleghi che non ci sono e che sono qui e che insomma non sono potuti venire, però la questione importante è che la musica che si fa, e quindi loro hanno parlato anche di passaggio dalla vecchia orchestrazione a quelle che erano i nuovi stili, i nuovi approcci alla metodologia da composizione, sono legati fondamentalmente anche al grande valore degli esecutori, dei musicisti di cui si circondavano, insomma, i compositori, e quindi in questo caso io da bassista non posso non citare dei personaggi clamorosi che loro hanno avuto come colleghi per fare queste musiche. In particolare Vince Tempera ha suonato con due miei miti che sono Bob Gallero da un lato, perché lui faceva il volo ancora prima di fare le colonne i sonore, cantanti lirici, esatto, lirici, pazzesche, e poi Aresta Volazzi, che è un mito del basso. Applauso. E lui ci ha fatto shooting star con Tavolazzi, e quindi ti do l'assist per allora, io ci tenevo. Goldrake, sì, certo. Allora, così come, scusami, il grande Fabio Pignatelli, ragazzi, che è stato un mentore, e quella formidabile sezione ritmica che prima era con Martino e poi con Marango. Allora, intanto trovate il vinile CD dei nostri 291 out, e qui ci tenevo, questa è la copia mia, quindi state alla larga. Di questo meraviglioso Atlas UFO Robot, spettacolare a dir poco, e qua c'era sempre Warner, e qua c'era il CD con tutte le sigle. Te lo ricordi questo, Vince? E come no? Sempre Warner. Qui trovate tutte le sigle originali del grande Vince Tempera. Allora, Vince, hai qualcosa da aggiungere in chiusura di questa meravigliosa chiacchierata? Perché il 5 ottobre ricomincia UFO Robot su Canale 2 alle ore 19. Canale 2 è bellissimo, Rai 2. Canale 2 è meraviglioso. Non lo dicevano neanche ai tempi. Canale 2 è vicino a Canale Porn. Ci manca poco. Io due. Sì, vai. E poi credo che nel gennaio-febbraio di quest'anno questo vinile è stato in classifica per 3 settimane nei primi 10 posti.
Quindi dopo 50 anni avere... Grande Vince, grandissimo. E vi dico che Vince sarà in concerto, a parte con l'esperienza con Guccini, perché questo signore ha suonato per grandissimi, arrangiato e ha suonato per grandissimi nostri cantautori, Battisti, Guccini. Ne vuoi aggiungere qualcun altro? Ti faccio Concato, Grignani, Antonacci, E tu ricordati che hai diretto Branduardi. Ragazzi, Angelo Branduardi, ma andrà in concerto con un concerto show sulle sigle TV, giusto? Sì. Cioè, Sì, non mi ricordo chi parla. non mi ricordo, però va bene, perfetto. L'ha detto lui, Canale 3, su Canale 3. Detto ciò, io ringrazio Vince Tempera, Claudio Simonetti, i 291 Out, Stefano Rossello Rasblade, ringrazio la Warner che è qui da qualche parte. Vai. E Roberto Atanasio di Terra di Goblin. Yeah!